Buongiorno Emanuele e buongiorno a tutti i tuoi ospiti. Sono davvero felice che tu mi abbia chiesto di portare un breve indirizzo di saluto all'apertura dell'importante evento che sei riuscito a realizzare. Il rapporto tra la fede e la scienza è uno dei grandi temi che difficilmente possono essere sviscerati con ospiti di così alto livello che tu sei riuscito a riunire e a mettere assieme, seppur in modo virtuale, perché questi momenti difficili impediscono la presenza fisica delle persone, ma questo non ti ha fermato, anzi, superando delle difficoltà che non sono state semplici da superare, tu sei riuscito lo stesso a portare a compimento un evento di cui ti va dato merito. Un giovane friulano che non si ferma davanti alle difficoltà, un giovane friulano che vuole dimostrare che si può andare avanti, un giovane friulano, scrittore e filosofo, che dimostra che anche nelle difficoltà si può fare qualcosa di importante. È un evento di cui il Friuli ti deve essere grato. È un evento che è stato patrocinato dalle istituzioni, è un evento che mette assieme delle personalità di spicco mondiale e questo evento credo che servirà anche per poter fare delle successive riflessioni. Io posso semplicemente dire alcune cose. La prima è un grande in bocca al lupo. La seconda è complimenti per quello che sei riuscito a realizzare. La terza è che la cultura non si ferma nemmeno davanti alle avversità. Un'avversità come questa che non ha paragone, un'avversità che non è mai stata affrontata prima, perché non si era mai verificata in questi termini in un paese, o è meglio dire nel mondo, che si è dimostrato impreparato per poterla affrontare. Tutti questi sono spunti di riflessione che sicuramente voi discuterete durante il vostro incontro. Ancora complimenti, forza Friuli, forza Emanuele e ci vedremo prossimamente per altri eventi che tu sicuramente riuscirai ad organizzare e che daranno ancora lustro alla nostra piccola ma grande terra.